Buongiorno, benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Allora, sono in ritardo di ben un giorno nell'iniziarlo. Oggi è martedì. Ieri alla fine, poi pomeriggio sono andata al dentista. Mattina ho pulito casa, praticamente ho rinchiuso i gatti di là in camera e ho pulito casa, ho passato anche i pavimenti, tutto. E ho dovuto chiudere i gatti di là e aprire tutto perché così il pavimento, bene o male, si è asciugato anche non velocemente, ma quasi, insomma, no? E quindi ho fatto così ieri. E mi è andata via tutta la mattina alla fine a pulire. Poi pomeriggio sono andata dal dentista, ho provato a mettere unghie finte, la colla non attacca niente, allora il che ho lasciato perdere, ho detto va bene, basta. Comprerò un'altra colla. Sono rimasta malissimo. Ieri ho guardato ma non ho trovato colla per unghie finte, perché poi sono stata a fare una minima spesa che non vi ho neanche ripreso, perché ieri sera era tardi, non ci ho neanche pensato. Poi ieri sera ho guardato Selfie, che era iniziato e a me piace come programma, quindi ho guardato Selfie e è finito a luna, cioè io non riuscivo neanche a alzarmi stamattina. Oggi c'è una bella giornata, nel senso che è nuvoloso ma c'è anche il sole al momento e il sole è bello caldo, quindi boh, sembra quasi primavera, sembra, non si sa qui. Ho appena mangiato un Krafen alla crema. E sono dei miei perché è pomeriggio e se sentite il rumore mio papà che taglia legna, sono venuta su visto che loro sono di fuori, sono passata qua un po' per stare un po' di fuori in compagnia perché sennò a casa sono da sola. In realtà a casa io stavo finendo di registrare un video e poi ho detto vabbè vado fuori di casa perché c'è il sole, bisogna approfittare finché c'è il sole. Adesso sono qua un attimo in casa, però tra un po' uscirò. Sono quasi le 6:30, c'è un sole che è una meraviglia e ho il sole qui in poggiolo. Ah sì, perché non vi ho fatto più vedere, mi metto qua perché sennò ho troppo sole e mi dà fastidio. Non vi ho più fatto vedere, ho dato una pulita sistemata al poggiolo, ho lavato il pavimento, oltretutto col detersivo, acqua, e ogni tanto lo faccio perché comunque si sporca anche, è di fuori comunque, è esposto alle intemperie, quindi si sporca, ogni tanto bisogna pulirlo e l'ho fatto proprio domenica. Mi sono persa, sono arrivate le 7 di sera come niente perché mi sono persa a fare questo lavoro. Ho sistemato tutto, alcune cose dovranno essere portate via, però per il momento rimangono lì. Praticamente qui c'era il tavolino e io ci ho messo questo, che sarebbe un tavolino, però diciamo che io lo uso per sedermi, anche i gatti, con il solito cuscino, sicché io mi siedo qua e ho il sole in questo momento, è bellissimo perché il sole è lì. E niente, poi lì ho quelle cose perché le ho usate, quello è il moccio che uso qua in poggiolo, uso per l'esterno, e quell'altro rosa è quello per l'interno, per il pavimento di casa. Poi lì ho il tappeto che devo lavare, quindi lo lascio lì per il momento e devo pulirlo e poi metterlo via.
e quindi adesso lo lascio lì, i gatti si fanno le unghie, tanto a me l'Ada non dà fastidio. È arrivato anche Pepe, qui ho una maglia stesa e niente, l'ho sistemato così praticamente. Là sotto c'è Pippo nella sua scatola e adora quel posticino. Qui ho messo il tavolino come era l'anno scorso, forse non so se l'avevo messo qui, ma gli anni prima sì. E ho dovuto togliere la cover del telefono perché sapete che l'audio fa quello che vuole. E niente, quindi questa è la soluzione che ho trovato e qui ho messo la panca. Ai gatti piace tantissimo stare qui sul tavolino e qui nell'angolino, che avevo tutta la legna, ho pulito tutto, ho messo il veleno per gli insetti nell'angolo come sempre e niente, lì ho la plastica che è da buttare domani. Qui ho delle legne che erano rimaste, praticamente qui ho quelle più fine per accendere il fuoco, che adesso mi servono perché devo accendere il fuoco, e lì ci sono quelle più grosse che sono rimaste praticamente, e questi devo farli portare via. È l'isolante praticamente che mettiamo qui sul muro per non far sporcare il muro e niente, quindi questa è la nuova sistemazione. Panna si sta lavando, vi volevo far vedere ma non si vede, no, è gialla, sì che si vede, è piena di polline, guardate, è una cattura polline incredibile e io mi lamento poi che ho l'allergia. Guardate com'è ridotta. Serio, è veramente piena di polline. L'ho vista prima, ho detto Panna sei gialla. Da nera sei diventata gialla. Va bene, ho registrato 2 video e infatti quando li vedrete noterete che ho questa collana, insomma li ho registrati oggi. Bene, io adesso concludo e metto a caricare il telefono che è importante perché è mezzo scarico. Questa è la situazione di oggi. Cioè, ho Stella che è stata qui tutto il tempo e ho bevuto il caffè latte, sempre la mia tazza super invernale con Babbo Natale, siamo a maggio, vabbè. E sono particolarmente felice perché domani metterò l'apparecchio. Nel frattempo ho l'allergia oggi. Ieri ho detto che stavo meglio con l'allergia. Oggi ho gli occhi che sono una cosa incredibile, pieno di polline ovunque. Sono qua con Stella e devo dire a Paola Style, che Stella, ho guardato il tuo video che è uscito oggi, le video chiacchiere. Ben, Stella è stata tutto il video a guardarti perché non lo so, ti adorava. Cioè, io avevo il telefono qui davanti, lei ha guardato tutto il video con me. Quindi, insomma, c'hai una spettatrice gatta qua, vero? Eh sì. E nel frattempo adesso, secondo me sta guardando, no, il telefono no. Sì, sta guardando il telefono, però lo sguardo è così perché la fotocamera è di là. Però si sta guardando al telefono perché vede anche me e dice: ma come fa a essere lì, quella lì? E io come faccio a essere lì? E sono qui, vero? Sì, si sta guardando al telefono. Ma Lilla, ma hai visto? Non si capisce qua. Ma hai visto? Non se ne capacita neanche lei di come fa a essere nello schermo. Lilla. Vabbè, niente, sono venuta qui per dare da mangiare ai gatti della colonia, perché oggi mia mamma non c'è, perché mia nonna ha una piccola operazione oggi, quindi tra l'altro doveva essere operata stamattina, ma alle 9:30 doveva ancora entrare, dovevano ancora prepararla per la sala operatoria. Vabbè, niente di particolare, non vi preoccupate, domani uscirà già. E niente, quindi sono qua con lei, perché ovviamente chi si ferma è perduto, io mi sono persa qui. Ma chi è quella lì, Lilla? Ma chi è quell'amicetta lì? Ma hai visto? Ma non ha odore quell'amicia. Vi sta annusando, cioè sta annusando il telefono perché non capisce dov'è quel gatto. No, non ci credo. Stella, sei un po' in mezzo nell'inquadratura, eh. È furba, è furba. Stella, sappiamo che sei cicciona, sai. Lilla. Vieni giù. Dai, vieni Lilla. Qua. Brava. Comunque c'è ancora quel gatto nel telefono. Ma che palle. È ancora lì, eh. Eccomi qua, oggi è
Oggi è giovedì e ho messo l'apparecchio dopo tanto che vi ho rotto le scatole con questa storia, finalmente ce l'ho. E niente, mi sa molto strano, non ho dolori, ogni tanto qualcosina, ma veramente tutto sopportabilissimo. E ecco, è fastidioso, c'è da abituarsi a avere tutta questa roba in bocca, ma sono veramente contenta di questa cosa e non mi sembra vero di avere l'apparecchio, non mi sembra vero. Mi sono fatta mettere gli elastici rosa e la prossima volta, tra 2 settimane, avrò il controllo, quindi cambierà elastici e mi faccio mettere quelli fucsia. Sì, sì, perché ce li ha anche quelli fucsia. È andato tutto bene, sono contenta. Il viaggio dell'andata è stato un po' una noia mortale perché ero da sola in macchina e non sono abituata ad andare da sola e sì, vabbè, poi è stato lungo perché c'era traffico, ci sono lavori sulla strada, quindi una noia. Invece a tornare a casa ho potuto correre abbastanza e infatti in un'oretta più o meno sono arrivata a casa e basta. Questo è tutto, io adesso vorrei quasi quasi accendere il fuoco, ma forse aspetto ancora un po', intanto mi sono messa già in modalità nanna, in modalità pigiama e niente, mi devo abituare a vedermi con l'apparecchio, mi sa così strano, sono così contenta. No, veramente non aspettavo altro che questo momento, perché so che magari gli adolescenti odiano doverlo mettere, però veramente è meglio metterlo da piccoli che metterlo adesso, ovviamente. Però, insomma, è una questione di salute proprio, salute del corpo, delle ossa, perché comunque i denti sapete che incidono sulla cervicale, sulla schiena, eccetera, eccetera. Quindi sul mal di testa, sono curiosa di vedere se andrà via il mal di testa sistemando i denti, perché ne soffro praticamente ogni giorno e quindi sono proprio curiosa. Sono venuta qui in cima al villaggio per, non so, così, per fare le foto. Io faccio sempre le foto qua su, non so perché, ma mi piace, nonostante sia sempre lo stesso paesaggio, io adoro venire qua a fare le foto. Non so perché, però, mi attira questo posto. Sì, non sono in un... cioè, a me piace sedermi qua sul muretto, questo muretto che vedete, e guardare le montagne, guardare il bosco, guardare, bello. Solo che ci sono dei nuvoloni, ci sono dei nuvoloni neri. E adesso andrò a casa a fare fuoco perché è ora di fare fuoco. E sì, sono andata di nuovo via di casa. In realtà vi avevo detto che facevo fuoco prima, poi ho detto no, vado via ancora un po' di casa, esco ancora un po', infatti sono qua. Il tempo ha tenuto, non ha piovuto e sono stata dai miei e poi adesso sono venuta fino a qui un attimo e ho fatto una foto panoramica che dopo posterò, penso, su Facebook e sto guardando dove potrei andare quest'estate a camminare se non lavorerò. Vediamo, questo è tutto un punto di domanda. E questo ve l'ho detto 1000 volte, questa piccola rotonda, cioè dentro questa rotonda io giocavo da piccola, praticamente non so se c'è gente qua nelle ville, non importa. Praticamente io venivo qua, facevo la legna, raccoglievo i bastoncini, tipo quello che c'è lì, c'è un bastone, dov'è? Boh, lì insomma c'è un bastone, e raccoglievo la legna e niente, la accatastavo praticamente. Ho mangiato una parte di cena perché avevo della vellutata di zucca aperta e quindi mi sono fatta quella. E poi adesso non so
che cos'altro mangiare, sicuro mangerò qualcos'altro. Poi domani, visto che torno a Belluno, devo andare a comprarmi il filo interdentale, quello con l'estremità di plastica, per poterlo passare anche con l'apparecchio, perché altrimenti sono fritta, e proverò a passare anche quello normale, ma che è una vita a infilarlo. Vabbè, proverò questa sera. Buongiorno, oggi è venerdì. Sono stata a fare la ricarica del telefono. Non so dove appoggiarvi perché questa macchina non so dove appoggiarvi. Vi metto un attimo qua, che non è molto stabile. Perché a Borca, dove si possono fare ricariche, 2 posti sono chiusi. Quindi sono andata, cioè poi ce n'è un altro ma non mi piace andarci, quindi ho scelto di venire fino a San Vito. Ho preso il pane anche. Oggi come dolori sto iniziando a avere qualche dolore. Ho il fiatone perché non sono più abituata a camminare e la conseguenza è questa. Adesso vado, ho il dente questo qua dentro che mi fa un male cane, veramente dolorosissimo quello, non posso neanche chiudere la bocca del tutto e speriamo si risolva, insomma. E niente, adesso mi dispiace che adesso farò sempre così, perché però mi viene in automatico, non so perché, ma mi viene in automatico. Probabilmente perché devo abituarmi a questa roba. Comunque va bene, niente, vado, ecco, l'ho rifatto cioè neanche farlo apposta, e vado, mi sono già preparata, dopo sistemo ancora un attimo i capelli perché non mi piacciono. Comunque mi sono già preparata per pomeriggio, così non devo fare tutto di corsa dopo. E quindi basta, questo brufolo si sta riassorbendo piano piano. Qui ce n'è un altro, cioè mi stanno uscendo 20.000 brufoli. Adesso accendo la macchina e vado un attimo, sono le 10:53, vado un attimo da mia mamma e basta. Non farò molto oggi perché dovrò andare via, adesso devo fare 1000 manovre qui, perché vediamo se sta al telefono, sono curiosa se sta sul telefono, non lo so. No, ho paura che si spacchi, perché qua mi ero messa in un posto di parcheggio un po' stretto. Sì, ce n'erano molti altri liberi, ma io dove vado, dove è più stretto. Va bene, vi saluto, a dopo. Buongiorno. Oggi, visto che è sabato, chiudo il vlog. Oggi c'è il sole. Ieri ha piovuto, poi andare a Belluno c'era tantissimo traffico, perché ci sono questi lavori sulla strada, stanno tagliando tutti gli alberi. Siamo state ferme non so quanto, veramente non so quanto, perché dovevano liberare tutta la strada, cioè veramente io non ne potevo più. Poi ieri sera, cioè ieri ho fatto un po' di spesa, non vi ho fatto video spesa perché non avevo voglia e niente, e quindi ieri è passata così la giornata e oggi vado all'Eurospin. Ieri sono riuscita a mangiare, ho male, sono riuscita a masticare un pochino di qua in fondo 2 spicchi di pizza e quindi ero la più felice del mondo ieri sera perché avevo fame e quindi volevo mangiare qualcosa di gustoso e volevo la pizza. Infatti ieri sera ho preso la pizza, quella super grande, perché avevo uno sconto e quindi ho preso quella grande a Belluno e basta. Adesso io sono qua con i miei gatti. Panna penso stia ancora mangiando e il tempo è strano, sinceramente, non sembra maggio, sembra forse aprile. Eccomi qua, allora sono le 2, io ho mangiato, ho preferito fare prima qualche mestiere di casa, poi ho mangiato, poi adesso ho appena finito di lavare i piatti, che avevo il lavandino non pieno di più, e adesso devo andare a lavare i denti. Ho finito la pizza di ieri sera, e che colorito brutto che ho qua, aspettate, deve essere il divano, il colore della tela. E niente, ho mangiato la pizza, ce l'ho fatta meglio di ieri, sempre qua in fondo però mi tocca masticare, perché se mastico il cibo mi va dove non ho i denti ma ho solo il filo che passa, sono dolori perché il filo tira e quindi devo stare attenta a dove mastico. Però bene dai, ho male, ho tantissimo male a questo dente qua, che è quello proprio in fuori sopra l'altro, e quello sì mi fa tanto male. Vabbè dai,
però infatti ogni tanto ci batto dentro, mi fa male, vedo un po' le stelle, ma insomma passerà questo momento e ritornerà e passerà e ritornerà. Adesso mi vado a lavare perché devo mettere la cera di nuovo perché ho mangiato, quindi l'ho tolta e adesso laverò i denti. Cioè, la cosa positiva del mettere l'apparecchio è che si sta abbastanza a dieta, soprattutto il primo periodo, perché non si è abituati e quindi si cerca di non mangiare chissà che. Cioè, una volta che ho lavato i denti, che ho lavato tutto, io non ho più voglia di mangiare. Se devo pensare che dopo devo rilavare tutto, mi viene, cioè, no. E niente, adesso mi attacco un po' di musica. Poi, dopo essere stata all'Eurospin, sono andata a bermi un frappè, sì, dai miei zii. E avevo voglia di frappè. Già quando sono partita da casa per andare a Cortina, ho detto dopo mi fermo e mi prendo un frappè. Infatti, me lo sono preso e niente. Ho una lavatrice che probabilmente è finita. Ho cambiato lenzuola, quindi devo far pulizia di casa oggi perché è un disastro. E quindi niente, io vi saluto, vado nel buio, perché qua sapete che è buio, buio, buio. E noi ci vediamo la prossima settimana con un altro weekly, insomma, come sempre, come ogni giorno, come ogni settimana. Quindi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!